Ciao amici, ben ritrovati in una nuova edizione flash del Futsal Sassuolo TG. Importantissima e storica vittoria oggi per la formazione di Mister Ferretti, che tra le mura amiche di San Michele ha avuto la meglio sul Padova con il risultato di 5-1. Nel prossimo servizio di Andrea Dello Prete andiamo a ascoltare le parole dei protagonisti di oggi. Eccoci con Terranova, Giacomo, protagonista assoluto di questa prestazione nero-verde, questa seconda vittoria in campionato, sei stato autore di una tripletta. Quali sono le tue impressioni a caldo dopo questa tua tripletta? Siamo molto contenti della vittoria, della prestazione, dei 3 gol anche ovviamente, e niente, dobbiamo continuare così. 3 punti importanti per il Sassuolo, adesso 2 vittorie su 2, prossimo avversario la Luparense in trasferta. Cosa pensi possa succedere? Intanto andiamo lì con 6 punti, che non è una brutta roba. Sappiamo la rosa della Luparense qual è, e niente, andiamo lì e ci giochiamo la partita. Perfetto, grazie mille Giacomo e complimenti ancora. Grazie, ciao. Adesso abbiamo Antonietti, prima presenza in nero-verde, non hai segnato, hai avuto tante occasioni, però sono arrivati 3 punti. Sì, l'importante erano i 3 punti. Abbiamo preparato al massimo la partita, quello che abbiamo preparato in settimana l'abbiamo riportato oggi e abbiamo fatto una grande prestazione. Il risultato è stato ampio, ma poteva essere molto di più. Peccato per il gol, ci tenevo, ma la cosa più importante è portare a casa i 3 punti. Questi ragazzi stanno veramente facendo bene, quindi onore a loro. Esatto, tu sei un po' uno dei più anziani di questo gruppo composto da molti ragazzi giovani e la tua esperienza servirà per farli crescere sicuramente. Perfetto, sono stato preso per questo motivo. La società si aspetta molto da me e sono felice di questo perché, come detto al giorno della presentazione, sono qua per ripagare la loro fiducia e per ora stiamo facendo veramente bene. Non abbiamo fatto ancora nulla perché siamo solo all'inizio, però partire con 2 vittorie sicuramente ci dà morale per lavorare bene in settimana e affrontare un partitone da campionato di altissime categorie, quello per sabato prossimo. Esatto, la sfida contro la Luparense. Cosa ti aspetti da quel match? Che continuiamo a fare quello che proviamo in settimana, difendendo bene. Dal primo giorno che sono arrivato in questo spogliatoio ho detto ai ragazzi che l'importante era difendere per portare a casa queste partite. Detto da me, che sono sempre stato uno che giocavo molto avanzato, è tutto un dire. Quindi i ragazzi stanno veramente facendo bene, stanno assimilando tutte le cose che prepariamo e sicuramente non saremo la Cenerentola del campionato e sabato prossimo non andremo là a difenderci e basta. Grazie mille Mirko e complimenti per la vittoria. Grazie, complimenti a voi e forza Sassuolo. Eccoci Luca, Mister Ferretti, un'altra vittoria, 2 vittorie su 2 e ampia vittoria per 5-1, la sua squadra ha anche sbagliato parecchi gol, possiamo dire il risultato poteva essere più ampio, ma quali sono le sue impressioni a seguito di questo match? No, abbiamo fatto una gran partita, l'abbiamo preparata bene, i ragazzi l'hanno interpretata bene e sono molto contento dei ragazzi, hanno giocato una strepitosa partita su tutti i punti di vista, livello difensivo, un'intensità alta. Sono contento e sono contento che adesso andiamo a giocare in un campo ostico. Un campo ostico anche storico. Il Sassuolo si presenta con 6 punti, lei è soddisfatto della sua prestazione, cosa pensa possa succedere in trasferta in quel di San Martino di Lupari contro la GFM Luparense? Ma niente, cosa mi aspetto? Una bella partita, una bella prestazione dei miei ragazzi, poi il risultato, quello che viene lo prendiamo. Sappiamo che andiamo contro, secondo me, la squadra con un organico più forte, però ci andiamo a giocare. Bene Mister Ferretti, grazie mille e complimenti ancora per questa vittoria 2 su 2. Grazie a voi. Ora abbiamo al nostro microfono il mister del Padova Calcio 5, Belviso Federico. Sicuramente non è il risultato che si aspettava in questo match.
E no, non è un discorso di risultato di aspettare o non si aspettare, il campionato è strano e quindi di conseguenza non puoi mai sapere effettivamente come alla fine dei conti. Abbiamo compagini che neanche noi conosciamo, al di là degli scambi tra Venete ed Emiliane, ma anche tra Venete e Venete o Emiliane e Emiliane, in realtà i roster sono completamente diversi rispetto a quelli di inizio anno. Quindi non puoi mai parlare di un risultato che non ti aspetti, devi giocarti la gara. E poi se riesci a fare il risultato bene, insomma, assolutamente sì. E nonostante la sconfitta, è contento della prestazione dei suoi giocatori? Sono contento della prestazione soprattutto dei ragazzi più giovani. Abbiamo giocato con diversi 2000, alcuni 2002 in campo, quindi assolutamente contento da quel punto di vista. Alla fine dei conti è il nostro obiettivo per questo campionato quello di far crescere i ragazzi. Nell'ultima partita abbiamo giocato con 6 under, di cui 4 hanno giocato. Oggi erano 1, 2, 3, 4 under e tutte e 4 hanno praticamente giocato, quindi assolutamente sì, positivo da questo punto di vista. Perfetto, grazie mille mister e buon Grazie a rientro. voi, grazie a voi, buona giornata. Grazie mille. Un'altra intervista, siamo con Luca Carraro, capitano del Calcio Padova Calcio 5. Prestazione, come commenti questa prestazione? Questa purtroppo per voi una sconfitta. Sì, prestazione sicuramente al di sotto delle aspettative. Siamo probabilmente partiti appagati dal risultato di sabato scorso, ma dobbiamo capire che ogni partita parte da 0-0, quindi sicuramente abbiamo pagato quello. Vabbè dai, testa alla prossima, ci servirà di insegnamento. Bravi voi, bravo il Sassuolo che si è sicuramente meritato sul campo la vittoria, quindi il risultato è sicuramente giusto. Comunque c'è da dire anche che il Padova gioca con molti under, questo vi fa merito per farvi crescere i ragazzi, e specialmente te hai giocato 60 minuti, abbiamo visto. No, 60 Sei no, stanco? ma poco Più o meno, sì. poco meno, e io sono il più vecchio di tutti, Esatto. potrei essere il padre loro. Sì, la filosofia della società è questa, è quella di far crescere comunque i ragazzi del nostro settore giovanile, che è un settore giovanile importante, e quindi per noi è importante anche quello. Il risultato sul campo, ce lo diciamo ogni volta prima della partita, ha importanza perché sicuramente si gioca per vincere, però per noi è importante la prestazione, che oggi è mancata, ma soprattutto portare avanti i ragazzi del nostro vivaio, quindi quello è l'obiettivo della società. Allora grazie Luca per il tuo tempo e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. A voi, grazie. Grazie Ciao. mille. Ciao ciao, grazie per averci guardato, spero che vi sia piaciuto.